Eder. Mech. Pallister. Caro Sebastiano, quell'orologio rosa non lo avete comprato ad un mercatino come hai detto ieri. È un regalo di Mara. Sebastiano il 14 dicembre deve provare la sua nuova GoPro, nuova anche se l'ha da mesi, perché lui di queste cose non se ne intende molto. Risulta tuttavia difficile credere che lui non se ne intenda, visto il suo ramo professionale effettivo. Attività ufficiale di Sebastiano Visintin. Fotografo. Dal 23 ottobre 1989. Fotografo ambulante e video operatore, specializzato in produzione di servizi fotografici per fini commerciali e amatoriali. Ritratti fotografici quali foto formato tessera, foto scolastiche, servizi per matrimoni eccetera, foto pubblicitarie, per pubblicazioni, per servizi di moda. A scopo di promozione immobiliare o turistica, specializzato altresì in videoregistrazione di eventi, matrimoni, meeting eccetera. Fulvio dice a te che sei il mio maggiordomo, ma chi lo dice a lui che è diventato lo scemo del villaggio? A Piazza Reggio Berti non c'è una telecamera fissa che riprende, passa casualmente un bus alle 12:50 e gli inquirenti ci piazzano dietro una possibile Liliana, ma come vedete il passo qui sembra molto più maschile che femminile. Oltretutto ricordiamo che Iva riconosce una persona vestita di scuro e questa sagoma non è sicuramente vestita di scuro. Questa è la Liliana dei cassonetti e ha un passo molto diverso proprio nel modo di muovere le gambe. Noi ci aspettiamo che venga fuori la verità, che si sappia come è morta, quando è morta, cose che dovevano essere fatte già prima o che si poteva fare la riesumazione 4 mesi dopo, come aveva chiesto il nostro avvocato Nicodemo Gentile, e ci è sempre stata respinta. In prossimità della chiusura delle indagini per suicidio noi abbiamo fatto ricorso, l'avvocato ha scritto 300 e rotte pagine facendo il punto su tutto quello che per noi non era stato fatto. Abbiamo fatto il sit-in e il dottor Dainotti ci ha dato ragione perché ha stabilito che bisogna chiarire 25 punti. Principalmente cosa rende inverosimile l'ipotesi del suicidio? Perché il confezionamento che le è stato fatto, uno non esce di casa con un cordino piccolo così quando aveva tante matarse nel cassetto, che però strano la polizia non le ha viste. Non va a mettersi i sacchetti che non aveva dentro casa, ma nel sottoscala della cantina che le usava la signora delle pulizie. Mette una bottiglietta d'acqua scaduta da un anno, che lei non la portava l'acqua neanche quando andava in bicicletta d'estate, per dire. E poi 2 sacchetti della verdura e poi si infila quello nero sotto, poi un altro nero sopra. Non ci sono le sue impronte sui sacchetti, né quelli in testa né quelli alle gambe. C'è un piede maciulato, tutto bagnato, come quando stai tanto in acqua, no? Noi non abbiamo visto il corpo, noi non l'abbiamo mai visto. Noi abbiamo fatto un riconoscimento da una foto di copiatrice. E se già là si vedevano i segni in volto come se avesse preso delle botte, non posso immaginare cosa si poteva vedere dal vivo, che non hanno voluto farci vedere. È possibile che Liliana e Sebastiano fossero in crisi? Intanto Liliana non era una persona che ti veniva a raccontare gli affari di casa o gli affari suoi personali, considerando che aveva 63 anni ed era una donna indipendente, con la capacità di decidere della sua vita, come aveva fatto già quando aveva 20 anni, e quindi non possiamo credere che non c'era qualcosa che non andava, perché ultimamente lei quando parlava di lui diceva ma sì, lascialo stare, è matto, proprio con il gesto così. A qualcuno ha raccontato che era stufa e quindi ha cercato come divorziare. È matto, ma lascialo stare che è matto. Cioè lui anche quando veniva a casa mia che si poteva fare un discorso normale come si fa tra parenti, no? Cosa hai fatto ieri, dove sei stato, come stai?
Lui sviava il discorso, stava sempre lì con il cellulare, poi sbazzicava una frase. Tu conoscevi da molto Claudio Sterpin? Io questa persona l'ho conosciuta una trentina d'anni fa, in circostanze che ho già raccontato, non so se volete che racconto, perché lui era nella fanfara dei Bersaglieri, il compagno di mia mamma era nella fanfara dei Bersaglieri e noi ci siamo frequentati nelle occasioni delle feste del 3 novembre, insomma nelle feste, nelle circostanze in città, si faceva le cene sociali, eccetera. Quindi io lo conoscevo, certo non sapevo che era l'amico di Liliana. E dopo, quando è successo questo e lui si era palesato, diciamo, no? Io al momento non mi ricordavo di lui perché nel frattempo erano passati una ventina d'anni. Però quando ha cominciato a raccontare cose della mia vita, della mia famiglia, della famiglia di mio cugino, poi fai 1 più 1, non può sapere cose. Sebastiano poteva non sapere di Claudio? No, questo lo posso dire con certezza perché lui la seguiva, lei andava con le amiche a bersi il caffè, la chiamava sul cellulare, dove sei? Lei rispondeva sono qua, sono là. 5 minuti dopo arrivava, andava a fare la spesa con il fratello, 5 minuti dopo se lo trovavano davanti al supermercato. Cioè ci sono tante piccole cose che fanno capire che lui comunque la seguiva, comunque maneggiava i suoi cellulari, comunque la controllava, perché forse lei aveva già accennato qualche cosa. Poi lui fa vedere sempre, cioè io vorrei spiegare una cosa, noi siamo nate da famiglie di esuli istriani. La mamma di Liliana è andata a lavorare a Trieste che aveva 12 anni e le nostre mamme con la sofferenza nel cuore, io ho fatto 8 anni in campo profughi, ci dicevano sempre quando esci di casa devi essere sorridente perché gli altri non devono vedere se c'hai fame, se c'hai sete, se stai bene, se lavori, se hai qualche problema, perché la gente è cattiva e quindi ti godrà nel vederti triste e arrabbiata. Quindi noi in un certo senso abbiamo sempre avuto questa doppia, come chiamarla, personalità. Fuori di casa andava tutto bene. Purtroppo così siamo cresciute. Sebastiano e Claudio hanno ancora qualche segreto inespresso? Se parliamo di Claudio, io non devo fare il suo avvocato difensore perché in 26 mesi si è difeso benissimo da solo. Sebastiano non ha raccontata giusta. Lui oggi dice una cosa, domani ne dice un'altra. Lui per esempio ha detto che non conosce la Laura dove è andato a portarle i soldini, la macchina fotografica. 2 giorni dopo la scomparsa della moglie, ma noi la stavamo ancora cercando, per noi era ancora viva. Sebastiano ci ha messo poco a rifarsi una vita. Insomma, uno ha diritto a rifarsi una nuova vita, però io se fossi il marito di una donna morta in circostanze ancora da chiarire, sarei un po' arrabbiato, vorrei che prima venisse fuori la verità e poi mi costruisco una nuova vita. Anch'io ho avuto un dolore in famiglia, ok? Però non è che il giorno dopo avevo già l'amico. Diciamo la verità, noi non volevamo essere coinvolti nei media o nei YouTube, però purtroppo Sebastiano ha fatto tutto da solo. Lui ha cominciato subito a raccontare le sue favole, le sue bugie su di noi, su quello che noi abbiamo vissuto i primi giorni con la sua presenza, perché ci ha raccontato determinate cose che poi in televisione ha cambiato. A quel punto là siamo andati prima in questura a fare la nostra deposizione spontanea, ognuno per conto nostro, con quello che personalmente abbiamo vissuto. E poi ci siamo stancati di sentirci per dire siamo ladri, siamo serpenti, siamo interessati, io ho ucciso mia cugina per soldi, quell'altro per soldi, io che c'entro quello? E a quel punto là ci siamo messi anche noi davanti alle telecamere, primo per difendere Liliana, perché anche là lui non l'ha mai difesa, e poi per difendere la nostra dignità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.